In Veneto c'è uno psicologo ogni 10.000 abitanti, il CNOP indica uno standard 1 ogni 5.000. Quali strategie prevede per potenziare la risposta al fabbisogno psicologico? Una priorità assoluta è la salute mentale. L'OMS raccomanda che le regioni spendano almeno il 5% della spesa sanitaria in salute mentale. È necessario rafforzare un piano assunzionale per psicologi, integrarli nelle case di comunità e rafforzare un piano di prevenzione dei disturbi psicologici con un tavolo permanente insieme agli ordini degli psicologi. Molte regioni hanno già una legge regionale sulla psicologia di base, finanziata con decine di milioni. Qual è la vostra visione? Quali impegni e quali tempistiche? Avevamo già proposto nella scorsa consigliatura regionale una proposta mai approvata dalla maggioranza di istituire un psicologo di base, quindi una legge sullo psicologo di base è assolutamente necessaria. Poi sarà importante regolare le modalità con cui questa funzione fondamentale si concretizzerà e penso in grande sinergia con le case di comunità e con i consultori. Come intende affrontare un possibile calo del Fondo Sanitario Nazionale nei prossimi anni? Dobbiamo pretendere con forza che almeno il 7% del PIL della spesa nazionale venga messo in spese sanitarie, quindi rafforzare il ruolo guida della sanità pubblica e conseguentemente rafforzare la difesa e il contrasto alle malattie e alla salute mentale. È fondamentale poi cercare di fare una spending review intelligente, evitando errori di gestione del passato. Penso alla gestione della Pedemontana che ha portato un debito in spesa corrente di oltre 50 milioni di euro che potevano essere invece utili per finanziare la cura di fragilità e fronteggiare i bisogni tipo quelli della salute mentale. Quali azioni per promuovere il benessere psicologico in età evolutiva e adulta e prevenire i comportamenti a rischio? Questo sarà necessariamente un lavoro fatto insieme agli ordini e un lavoro di prevenzione che parta dalla valorizzazione dell'istruzione, dei consultori, dell'assistenza e un piano formativo che riesca a investire sulla cura dei bisogni dei ragazzi e dei bisogni adolescenziali. Penso che questo sia il tema in cui si deve concretizzare in modo più forte la partecipazione e la sinergia tra regioni, terzo settore e ordini professionali.